Radio va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera cari amici teleascoltatori, da Massimo Leonardi che conduce L'Avvocato risponde oggi da solo per la prima parte, poi nella seconda parte c'è l'intervento della collega avvocato Celeste Collovati che ci chiamerà dallo studio. Quindi innanzitutto bentrovati, spero che mi possiate chiamare e vi vorrei coinvolgere nella puntata di oggi perché ci saranno dei temi credo importanti, interessanti che potranno come al solito essere utili a voi che ci ascoltate. Perché? Perché il nostro programma è un programma di servizio, come si dice, nel senso che affrontiamo delle tematiche di diritto, le affrontiamo in maniera semplicistica, in modo più semplice possibile. Così facendo anche le persone che sono a casa, che non sono prettamente dei tecnici, possono magari trovare uno spunto per risolvere, magari o tentare di risolvere le innumerevoli questioni, problemi, perché la vita è fatta di problemi, inutile girarci intorno, cioè voglio dire, la vita semplice non esiste, esiste solo nelle fiabe. I problemi sono quotidiani e vanno affrontati e per affrontarli ci vuole qualcuno che ti aiuta a affrontarli spesse volte. Bene, bando alle ciance, numero di telefono 02 9294 7222 per intervenire in diretta, quindi vi invito a farlo perché sono da solo e perché mi fa piacere affrontare anche delle tematiche che magari non sono prettamente l'oggetto di oggi, della puntata, perché io posso rispondere, se non io lo fa il computer, no scherzo, sono in grado di rispondere comunque penso a quasi tutte le domande in modo, ovviamente lo diciamo sempre, generico, perché non è che forniamo dei pareri, no, a volte, cioè a volte la gente magari ha la pretesa di avere una risposta. Come facciamo? Senza vedere i documenti, senza vedere le carte, lo facciamo sulla base di quello che ci raccontate, no, e quindi diamo questa prima indicazione che può servirvi per orientarvi, no, è già, secondo me è già qualcosa, perché ripeto, a volte manca proprio quello, manca qualcuno che ti dice cosa devo fare, cosa mi consigli di fare in questa situazione. Nella prima parte parliamo di un argomento molto interessante che riguarda tutti noi, perché voglio parlarvi dei controlli che fa l'Agenzia delle Entrate e lo faccio prendendo spunto da una sentenza che importantissima, che è stata emessa proprio all'inizio del mese di gennaio, che di fatto ha sconfessato il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che in tutti questi anni ci ha tartassato di controlli. E sapete come facevano i controlli quelli dell'Agenzia delle Entrate? In questo modo andavano diciamo così, intercettare sui movimenti bancari, quindi accedevano ai nostri movimenti bancari per intercettare eventualmente determinate spese e sulla base di queste spese, con presunzioni, quindi un accertamento presuntivo, poteva rideterminare il nostro reddito. Bene, c'è stata una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cosiddetta CEDU, di giudici di Strasburgo, lo avrete sentito, no? Questi giudici di Strasburgo che a volte si sbizzarriscono, questa volta hanno bacchettato l'Italia, mica da ridere, perché hanno detto in maniera definitiva che questi controlli fatti in questa maniera, posso dirlo, selvaggia, sono in violazione della nostra privacy. E adesso vi spiego bene. Nel senso che i controlli che vengono fatti sui conti correnti, dicono i giudici di Strasburgo in modo corretto, sono controlli invasivi che entrano nella nostra privacy. Quindi entrando nella nostra privacy ledono quello che è un segreto nostro, quindi violano prettamente l'articolo 8 della Convenzione che tutela la riservatezza della vita privata e della corrispondenza. Vuol dire che nessuno può guardare quello che succede nella nostra vita privata. Solo in un caso può accadere, quando c'è un provvedimento giudiziario. Non di certo quando l'Agenzia delle Entrate o il funzionario dice: vabbè, oggi andiamo a vedere l'avvocato Leonardi, schiacciano il tasto, vanno a vedere tutto quello. No, non si può, cari amici dell'Agenzia delle Entrate, mi dispiace per voi, non si può. Lo avete fatto per tantissimi anni ed è illegittimo. Quindi d'ora in poi bisognerà cambiare registro e questi tipi di controlli, se mai vi arrivassero, vanno impugnati e vanno
censurati, quindi in commissione, in Corte di Giustizia Tributaria, con questo appello, sì, questo ricorso che si contesta la metodologia che hanno utilizzato, qualora questa metodologia continui. Voglio sperare di no, perché questa sentenza è una sentenza che ha fatto clamore, quindi mi auguro che i nostri funzionari dell'Agenzia delle Entrate si fermino. C'è un teleascoltatore, buonasera, con chi parlo, da dove chiama? Buongiorno, Sì. sono Dimitri da Milano. Salve Dimitri, piacere, prego, a lei la parola. Allora, ho avuto subito una truffa. Ah, mi dispiace. Tipo che mi hanno detto mi dai 3.000 euro, te ne do 5.000. Erano 2 siciliani, io non l'avrei mai fatta sta cosa qua, ma ero lontano da casa. E in un momento così è un po' intimorito per questi qua che erano in 2 siciliani. Ma come l'hanno contattata? Mi scusi, signor Dimitri, non mi è chiaro. Mi spieghi un po' come l'hanno contattata per no, l'ho contattata, è stato un caso. Io sono andato con una mia amica da questi qua, che lei doveva risolvere dei problemi. Questi avevano degli agganci per l'assicurazione della sua macchina, di questa ok. amica. E niente, alla fine questi qua sono venuti da me e hanno ingabolato me, ecco. Ma non è questo, è il fatto che io dopo non li ho lasciati stare, non li chiamavo ogni tanto, e l'ultima volta che l'ho chiamati l'ho minacciati, sì, certo, gli ha detto che gli doveva restituire i soldi, immagino. Sì, certo, sarei andato dai carabinieri. Certo. E loro hanno detto, va bene, ok, adesso le faccio chiamare dal mio avvocato, mi ha detto questo qua. Non mi ha mai fatto chiamare da nessuno. Mesi dopo mi è arrivata la notifica dai carabinieri che loro hanno denunciato me per usura. Ma mi sembra una barzelletta, signor Dimitri, detta così, nel senso che, no, barzelletta nel senso non è che un milanese che fa l'usuraio con Scusi, signor Dimitri, e poi se ha terminato, le volevo chiedere se aveva dei testimoni quando lei ha, oltre... C'è questa ragazza, comunque c'è tutto tracciato. Certo. E poi c'è tutta la chat. Certo, tutta la chat che però io sono andato dagli avvocati, mi hanno chiesto 6.000 euro per difendermi su questa cosa. Io attualmente sono rovinato e adesso chiedevo cosa fare. Certo, le spiego subito, signor Dimitri, le spiego subito, sulla base di quello che mi dice le do le indicazioni di cosa io le suggerirei di fare, diciamo così. Sì. Va bene, signor Dimitri, grazie della telefonata e della testimonianza, mi dispiace ma si risolverà. Vi sento sempre. Grazie mille, un abbraccio forte, mi fa molto piacere, grazie Dimitri, grazie. Allora Dimitri è stato molto carino perché ha detto che ci segue tanto e a me dispiace quando sento queste cose. Sapete quante persone ho assistito recentemente? Anche una persona che mi ha intercettato sui social, che è stata vittima di una truffa, e poi rispondo a Dimitri perché è importante, perché voglio dare un messaggio. Questa persona è stata agganciata, tra virgolette, da questi truffatori, facendo credere che questa persona era una persona famosa, non dico chi, una persona famosa dello spettacolo, quindi l'ha agganciata sui social, lei ci ha creduto perché il profilo sembrava, poi sapete, anche magari una persona un pochettino anziana, si fa infatuare, morale lì è storto dei soldi, come è successo a Dimitri. Quindi non fidatevi mai di nessuno, dico proprio sempre, anche le persone che assisto, della propria mamma, sì, nel senso che ovviamente per estremizzare, no? Nel senso che bisogna veramente usare scetticismo nei confronti di tutti, è un mondo così. Tornando al quesito dell'amico che è stato truffato e gli sono stati estorti questi quattrini, sicuramente, ecco Dimitri, quello che probabilmente avrebbe dovuto fare è fare la denuncia immediata, perché evidentemente questi signori poi hanno forzato e hanno ribaltato diciamo così, la frittata, no? Come si dice, hanno ribaltato addirittura passando da criminali a persone lese, cioè si immagini un po', no? E quindi io credo che bisogna contrattaccare velocemente e rifare una ovviamente querela nei confronti di questi signori, querela di falso, perché hanno fatto una denuncia falsa e quindi andranno querelati, e poi parallelamente fare una querela per truffa, quindi una denuncia per truffa nei loro confronti. Quindi in primis si può fare anche un unico atto, si contesta la veridicità di quanto loro hanno detto, perché se lei, infatti le ho chiesto, ha dei testimoni, è fondamentale averli. Alle chat, ottimo, si produce tutta la documentazione attestante il fatto che lei è stato raggirato.
Con questa documentazione si fa una correa di falso nei confronti loro, che hanno ovviamente fatto una dichiarazione falsa nei confronti di un pubblico ufficiale che è l'Arma dei Carabinieri, dichiarando il falso, perché sono stati loro che hanno perpetrato una truffa, non certo lei che l'ha subita. E di conseguenza chiederà la condanna per truffa aggravata e via dicendo. Quindi questo è il modo. Sicuramente deve farsi assistere da un avvocato, ecco, questo è chiaro, perché la denuncia è chiaro che va presentata in procura della Repubblica in primis. Sconsiglio sempre le presentazioni delle denunce presso le stazioni dei carabinieri, anche se chiaramente le devono ricevere. Però la denuncia va fatta prima, va depositata telematicamente attraverso il portale penale che è in vigore, che è in atto, si deposita e si manda avanti la querela presso la procura della Repubblica. Chiaramente c'è un costo da sostenere, però evidentemente lei ha il dovere, nonché il diritto e soprattutto la necessità di farla, perché addirittura adesso sta passando per parte che è attiva di una truffa, cosa perché le danno dell'usuraio, cioè roba da pazzi. Quindi reagisca Dimitri e non si abbatta, perché sono sicuro che risolverà i problemi. Nel caso poi ci potrà contattare. Questo è una testimonianza molto importante, perché le truffe online sono, in questo caso non è online, ma quelle online sono praticamente in parabola esponenziale, cioè è una cosa, con questo avvento dei social, con questo avvento dei profili, ovviamente le persone un po' più anziane, io sono ancora, diciamo così, sono anziano, però diciamo così, quelle, diciamo così, meno avvezze alla tecnologia, usiamo questo termine, meno avvezze alla tecnologia, che però magari hanno un profilo social, questi sono i predatori perfetti, no? Quelli che vanno a colpire, perché loro prendono queste persone, paradossalmente sui 70 così, magari si spacciano per una persona ovviamente finta, gli promettono determinate cose, promettono inviti a determinati show, no? Perché magari si fingono, come in quel caso di un personaggio famoso, invitava a teatro, lei infatuata di questa persona che non esisteva chiaramente, perché poi tu ti innamori e ti infatui di una persona che non c'è, che non esiste, no? Sapete quante persone, anche uomini, sono stati incastrati da sedicenti donne che non erano magari neanche donne, che si nascondevano dietro a un profilo finto. Ma sapete, la truffa è una truffa con raggiro. Queste persone sono i professionisti del male, chiaramente, ma sono capaci di manipolare le persone. Lo fanno con uno stratagemma, con messaggini, con complimenti, e hanno una insistenza per la quale tu alla fine cedi, se non hai la capacità di dire: "Mi sta ingannando". Ma alla fine il nostro subconscio ti porta a pensare: "Ma alla fine forse è vero, alla fine forse, ma sì dai, forse diamogli questi soldi", no, magari ti chie cioè non è semplice, perché loro ti dicono: "Ma scusami, non mi credi?" Ma cioè ti tendono a rassicurare, insomma sono dei truffatori e fanno questo di lavoro, cioè nel senso, parliamoci molto chiaramente, fanno questo di lavoro, nel senso che questi tutto il giorno fanno questo tipo di cose, quindi hanno una pratica di fatto ormai cristallizzata, agiscono nel medesimo modo, scrivono, insistono, hanno complici, hanno strumenti di incasso, che li tutelano, tipico usano Poste Pay, carte prepagate per farsi pagare, no, sapete sono quelle che tu puoi attivare senza grosse, tra virgolette, documenti, magari hanno un prestanome che li incassa, IBAN esteri, PayPal, tutti questi strumenti digitali, no, che tu è difficilissimo poi quando fai il bonifico avere la restituzione, perché questi li fanno spazzolare via e chiudono i conti correnti, capite? E sono magari si fanno poi pagare, ovviamente non con fattura, ma con un semplice bonifico istantaneo, vede? E quindi, recuperare i soldi è pressoché impossibile poi o difficilissimo. Però una denuncia va fatta, perché non si può non fare una denuncia, anche se poi, da questo punto di vista, vi dico un ulteriore consiglio: se dovesse capitarvi una truffa di questo tipo online, bisogna andare alla polizia postale. Ecco, questo mi sento di dirlo, perché quella persona è venuta da me, voleva andare ai carabinieri. No, cioè sì, nel senso che si può andare, però ci vuole l'arma specializzata, che è la polizia postale, che è quella proprio che è specializzata nelle truffe online. Riescono subito, attraverso una mail, che probabilmente avrete, attraverso un profilo social, immediatamente riescono a capire se dietro, spesso a volte non c'è purtroppo, perché come vi ho detto sono dei criminali che adottano tutte le cautele per non farsi beccare, adottano
Quindi voglio dire, riescono a capire se dietro c'è qualcuno che possa avere un nome e un cognome, che è quello che noi cerchiamo in truffe di questo tipo. Quindi capite bene come sia difficile, no, a volte a riuscire a recuperare i soldi. Però dico sempre, una cosa sono i soldi, una cosa è la giustizia. Nel senso che se subite una truffa, secondo me è anche una cosa positiva a farli prendere, no, cioè anche se non recuperate i soldi, però far sì che, queste persone non circolino più, scusate, non compiano più questi tipi di reati. E l'unico modo è denunciare. Sicuramente il non fare niente è come quando ti rubano la macchina, la bicicletta. È una denuncia che a volte uno ha il timore di fare, dice: "Ma la faccio senza, che poi ci sia", non è detto, mai dire mai. E poi soprattutto, magari c'è qualche telecamera nel caso di un furto. Insomma, ci possono essere magari, qualche appiglio che può venire, diciamo così, in vostro aiuto. Tornando al discorso di prima dell'Agenzia delle Entrate, concludo questo piccolo excursus su, i controlli dell'Agenzia delle Entrate, che, come ho detto, ricapitolando, non potranno più essere svolti con accertamenti fatti sui nostri conti correnti. Se mai li facessero, dovranno ottenere un provvedimento giudiziario che, da parte di un giudice, li autorizzerà a guardare sui nostri conti correnti. Viceversa, ovviamente, potranno farli sulla base della rispondenza documentale presente sul nostro cassetto fiscale, fatture, dichiarazioni. Questo è chiaro, no? Cioè, nel senso, e potranno chiedere di produrre determinati documenti, questo è chiaro, ma non possono loro a priori andare a vedere senza neanche chiederci. Lo fanno per guardare e poi emanare l'avviso di accertamento. Questo non si potrà più fare. Quindi, se qualcuno avesse ricevuto già un avviso di accertamento con questi tipi di fattispecie, innanzitutto si può valutare addirittura un'istanza in autotutela per chiedere il rimborso o comunque che venga riaperto un procedimento, perché a fronte di questa sentenza chiaramente si ribalta tutto e quindi chi dovesse aver subito un accertamento di questo tipo e dovesse aver pagato a qualcuno, si faccia subito una domanda e chieda a qualche professionista se c'è un qualche modo per riuscire a recuperare questi soldi che ha pagato con un accertamento illegittimo. Se viceversa arrivasse adesso, va contestato immediatamente con un ricorso in Corte di Giustizia Tributaria. Rilascio ancora il numero, dato che abbiamo avuto subito una telefonata molto interessante, 0292947222, per chiamarmi in diretta. Sono qui, in diretta streaming anche ovviamente sulle emittenti di Radio Libertà. Abbiamo anche il WhatsApp 340 670 9659 se qualcuno mi vuole scrivere, però la telefonata secondo me la consiglio, se posso permettermi. Cioè, io fossi in voi telefonerei, nel senso WhatsApp, poi magari siete in macchina, poi magari dite che è colpa mia che vi ho scritto, ormai il cellulare in macchina non si può più usare, quindi cioè, questo io so, anche oggi, non so, venire qua, io vi devo raccontare, cioè, vengo qua in scooter, cioè in moto, cioè, io sono uno che guarda, cioè sono un osservatore abbastanza clinico, no? E mi butto l'occhio, ragazzi, ancora 1 su 2 ha il cellulare in macchina, cioè adesso oggettivamente, adesso io poi la norma secondo me è sacrosanta ed è giusta, perché alla guida non si può stare al telefono, cioè poi che piaccia o non piaccia, cioè voglio dire, io sono d'accordo perché si distrae, ma ancora adesso tantissime persone hanno proprio il cellulare pericolosissimo sotto, almeno mettetelo nel cruscotto, cioè con il tra virgolette il piedistallo, come si chiama lì, l'appoggio a telefono, è un'altra cosa, almeno l'avete, diciamo così, a vista occhio. Ma se lo tenete in mezzo alle gambe, capite che abbassate lo sguardo, se uno frena lo tamponate, cioè adesso ragazzi mi raccomando, cioè, io credo che, non so, adesso, la legge è stata fatta, devono essere fatti dei controlli, perché così non si può andare avanti. Voglio anticipare adesso, dato che abbiam parlato di questa, prima parte di questa parte fiscale, la seconda parte con l'avvocato Collovati parleremo, e possiamo anticiparlo già adesso, di quelli che sono ancora un nostro cavallo di battaglia, che sono le disfunzioni della pubblica amministrazione. Perché questo? Perché, noi non sapete quante persone che riceviamo, oggi, stamattina un paio, che hanno subito, e magari ci stanno anche ascoltando, hanno subito, delle notifiche di atti da parte, in questo caso sempre dell'INPS, che lasciano perplessi. Perché dovete sapere che, questa, INPS ha, secondo me, un malcostume, no, che è questo. Ora non me ne vogliono i funzionari dell'INPS che che ci ascoltano, dice: "Ma l'avvocato Lani ce l'ha con noi". Ehm, mhmm,
fanno degli avvisi di indebito. Sapete cosa sono gli avvisi di indebito? È tipo l'avviso di accertamento. Chiedono a un contribuente la restituzione o di pagare un determinato importo. In questo caso la restituzione lo fanno con uno strumento secondo me palesemente illegittimo, ovvero danno la pensione, danno il contributo a NASPI, qualsiasi ammortizzatore sociale, scusate, e poi a distanza di anni, quando tu l'hai già incassato e sei sicuro di avere ottenuto in modo corretto, perché hai fatto la domanda e loro te l'hanno approvata, te lo richiedono indietro. Quindi con questa restituzione, che dal mio punto di vista è totalmente illegittima, perché tu non puoi dire a un cittadino che fa una domanda, non la fa così, alla ditta Mario Rossi, la fa all'INPS, quindi un ente statale, la fa attraverso una domanda fatta da un patronato, da un avvocato, da quel che l'è, viene approvata questa istanza, classica domanda di assegno di invalidità, NASPI, da qualsiasi altro contributo che tu chiedi e loro ti danno. Ok, se me lo danno, io sono sicuro che mi spetta, perché se no un ente non è che me lo dà, me lo dici, guardi, non può perché non hai i requisiti. Dovrebbe funzionare così in uno Stato di diritto. Bene, l'INPS cosa fa? Ti dice, tienlo, ti do il contributo, quindi si presume in via presuntiva che sia dovuto, dopodiché a distanza di anni ti richiede indietro, perché nel frattempo loro dicono non mi hai dichiarato dei redditi. Come non hai dichiarato i redditi? I redditi mica li dichiaro all'INPS, li dichiaro all'Agenzia delle Entrate. Si dimostrano che il contribuente ha fatto le dichiarazioni, si dimostra buona fede e quindi dal nostro punto di vista questa restituzione, richiesta di restituzione è illegittima. Quindi se doveste mai ricevere un avviso da parte dell'INPS che vi chiede di restituire una somma che vi hanno già dato, classica pensione, assegni di invalidità, qualsiasi altra somma, prima di pagare aspettate, guardate l'atto, portatelo a un professionista che lo esamina, vede se c'è la motivazione dell'atto, se ci sono i conteggi, cosa che spesso l'atto non contiene i conteggi, se c'è una spiegazione analitica e se soprattutto la notifica è tempestiva, cioè riguarda un periodo d'imposta prossimo vuol dire recente, nel senso che adesso siamo nel 2026, tu non mi puoi chiedere il 2020, ci sono passati 6 anni, capite? Non va bene, cioè deve essere perentorio, deve riguardare al massimo 2 periodi d'imposta successivi, per una norma in particolare che poi magari la affronteremo nella seconda parte. Quindi voglio dirvi, tantissime persone purtroppo si fanno prendere dallo sconforto. Dicono vabbè pago, no, poi dopo pago e poi dopo tra virgolette ci pensano dopo, no? È fatta, la frittata è fatta signori, se pagate ormai è difficilissimo poi, perché sapete è classica ammissione del debito, se tu, anche come l'Agenzia delle Entrate, se ti arriva una contestazione con la multa, cioè facciamo l'esempio della multa, se tu ti prendono al telefono mentre guidi e ti danno la multa e la paghi, e se una volta che la paghi poi non puoi più fare ricorso, perché dico ma scusi lei doveva eccepirlo subito, doveva dirmi subito che avrebbe contestato, invece non ha rilasciato dichiarazioni, mi paga e poi chiede fare ricorso. Ecco, questo chiaramente è censurabile, non va fatto e tu dovevi contestarlo immediatamente, come nel caso dell'INPS, va contestato subito, capisci? Quindi spesse volte vengono da noi e hanno già pagato. Ecco, questa cosa qua non va bene. Quindi mi raccomando, contestarlo in modo veloce, con ovviamente un professionista che abbia dimestichezza con la materia, come dico io, cioè nel senso che sappia cos'è l'INPS, sappia cosa sono i contributi, sappia cos'è una dichiarazione dei redditi e ci sia ovviamente dimestichezza su queste tipo di materie, no, perché si incrociano l'uno con l'altra. Contributi previdenziali, tasse, a dichiarazione dei redditi, contributi, NASPI, diritto del lavoro, norme di diritto del lavoro, insomma tutta una serie di cose che praticamente sono fondamentali, nozioni che sono fondamentali avere, okay, senza le quali è difficile che un professionista vi possa difendere. Poi voglio poi anche dirvi che c'è un'altra cosa importante che vi voglio dire anche, scusate mi sono incartato perché stavo aprendo il Sole 24 Ore per uno spunto che mi è venuto in mente adesso. Nella seconda parte vorrei parlarvi anche di cosa? Anche della famosa rottamazione quinquis, che ormai è partita, cioè adesso intanto
notizia di Amazon, perquisizione della Guardia di Finanza per nuova indagine fiscale. Vabbè. E quindi capite, la rottamazione quinques, attenzione a non farvela scappare, perché qua siamo in una finestra temporale fondamentale. È molto semplice, dopo vi spiegherò nella seconda parte come fare anche autonomamente, quindi senza neanche l'ausilio di un avvocato o di un commercialista. Vi spiegherò come fare la domanda di rottamazione quinques. È tutta digitale, è semplice, posso dire, è semplice, abbastanza semplice. Quindi, secondo me, potreste essere in grado, uso il condizionale perché è d'obbligo, di farla autonomamente, perché la procedura, se magari non ci sono troppe debiti, cioè se è una posizione fiscale neutra, non ci sono migliaia e migliaia di euro di cartelle, potreste valutare di farla voi. Quindi voglio dire, dovete appunto munirvi di SPID, che è fondamentale, o di smart card o di carta digitale elettronica, e tra virgolette procedere con questa procedura che vi spiegherò nella seconda parte, dove affronteremo questo tema, affronteremo ancora il tema della sentenza della Corte di Giustizia e quant'altro. Quindi credo che possiamo andare in pausa. Natalia mi dice sì, quindi un piccolo break e poi torniamo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccomi, bentrovati, bentornati, un piccolo stacco e saluto subito l'avvocato Collovati che è ritornata con noi in linea. Ciao Celeste. Ciao, Ciao, buonasera. Tutti, ciao, come buonasera. stai?
Tutto Come bene? stai tu senza di me? Ma io devo dire che mi sento un po' Bene? da solo qua, però cioè, ho parlato mezz'oretta, non è semplice, perché comunque abbiamo avuto una telefonata interessante, non so se l'hai seguita, di questa persona Sì, che del è stata signor truffata, Dimitri. esatto, è stata truffata, quindi ed è d'obbligo Certo. diciamo così, un monito a tutti, no, di prestare attenzione a quello che ho detto. Non Purtroppo sì, fidatevi. hai detto bene, bisogna fare subito denuncia alla polizia postale in questi casi, cioè questo rimedio, diciamo, della denuncia alla polizia postale. Sicuramente non dovete far passare troppo tempo. Certo. Infatti mi ricollego un po' ai tuoi ultimi, diciamo, avvertimenti, appunto, noi lo diciamo in ogni puntata. Cioè, secondo me, spesso le persone, un po' perché magari, come dire, anche spaventate dall'idea di affrontare l'avvocato, il tribunale, i costi che possono per caso Avere, rappresentarsi. sì. No, il problema è che tempestivamente non corrono dal professionista, e questo a volte può essere un ulteriore danno. Cioè, appena ricevete una comunicazione o comunque vi sembra di aver appunto ricevuto un danno, eccetera, dovete assolutamente correre dal professionista. Poi io consiglio sempre di andare da una persona che conoscete, o perché ha un sito molto chiaro, o perché magari ve lo presenta qualcuno, ve lo nomina qualcuno, ma purché sia esperto. E questo aiuta tantissimo. Hai detto bene, Certo. stamattina abbiamo visto delle persone che una ragazza assolutamente in gamba, molto brava, che però ha fatto un ricorso fai da te, perché ricordiamolo, nei ricorsi amministrativi, essendo dei ricorsi in autotutela, è possibile anche, come dire, farli da soli, però è chiaro che non è la stessa cosa, Massimo, cioè No, è direi ovvio proprio che di non no. c'è Direi proprio di no. non c'è un riferimento normativo, ma è come se io scrivessi una perizia, una relazione medica, che non sono un medico, cioè posso usare dei termini molto semplici, ovviamente per indicare Sì, diciamo magari che, Celeste, quello che hai una detto tu è malattia. corretto, nel senso che a volte si vuole un pochettino fare di più di quanto abbiamo nelle possibilità, no, quindi bisogna avere, secondo me, un Ma attimo sai, di magari anche subentra la paura di costi, dei tempi, ma lo diciamo sempre, l'abbiamo detto anche la volta scorsa. Cioè, intanto esistono anche degli strumenti che permettono di non andare subito in giudizio. Noi la teniamo sempre come ultima strada e lo diciamo. Chiaro, a volte è necessario, però potete sempre poi deciderlo voi all'ultimo, una volta sottoposti i rischi, i benefici, eccetera. Ma soprattutto quello che è importante, specialmente nella materia della previdenza, è che possiamo avere delle interlocuzioni, perlomeno con l'ente previdenziale, che risponde solo agli atti formali. Cioè, se voi pensate di poter andare allo sportello e di disquisire con No, qualcuno di esatto, loro, secondo brava, me questo state dillo perdendo perché è tempo. importantissimo, sì. State perdendo tempo, ma non è che lo dico io, lo diciamo perché sulla base della nostra esperienza, persino noi, se ci rechiamo presso gli sportelli, non è la stessa cosa che, diciamo, redigere un atto formale, un ricorso o un atto qualunque esso sia, che poi va davanti a un comitato, quindi comunque insomma una procedura formale che implica 30 giorni, se non 90, di tempo appunto per una risposta. E quindi fondamentalmente sì, esistono le cause, ma in realtà esistono anche degli strumenti deflattivi, ecco, Certo. E sono del importantissimi, giudizio. perché c'è anche il riesame, che è quello che ovviamente noi faremo nel Bravo. caso in cui uno ha già preparato il ricorso, ha già mandato. C'è uno strumento per rientrare nei termini, che è il riesame. Quindi, Bravissimo, è il però, riesame, in questo per caso vi deve esempio. suggerire un avvocato, perché sennò probabilmente da soli non ce la fate a capirlo che c'è questa possibilità. Assolutamente, tra l'altro la ragazza di stamattina avendo letto su internet un termine che in realtà non corrispondeva ai termini previdenziali, era convinta che fosse già fuori termine, perché diceva: ho letto che sono 180 giorni. In realtà su internet, ricordiamo bene, si leggono anche tante castronerie, fammi dire. Sì, cioè, beh, dipende. certo. Bisogna saperlo usare lo strumento, come dire, Sai, Celeste, su internet si informatico. legge anche che si può morire per un intervento agli occhi, cioè nel senso, uno che magari va a fare un intervento chirurgico, io consiglio sempre non andare a vedere su internet cosa succede, perché c'è gente che magari ha subito, ma che può capitare la vita, no? Nel senso, cioè c'è di tutto e di più, non è che puoi credere che se un caso diciamo così, c'è stato nella storia della nostra umanità,
c'è il rischio che possa accadere. È successo, va bene, ma succede No, così no, anche in ambito legale. condivido. Cioè, diciamo che anche lo strumento informatico, se da un lato ci è molto utile, dall'altro lato bisogna anche saperlo usare e soprattutto avere gli strumenti di base che però solo un avvocato può avere, perché ovviamente ha studiato anni, in questo caso strumenti giuridici, giurisprudenziali, per magari evitare poi di perdere tempo. Con questa ragazza adesso noi abbiamo la possibilità di fare un riesame contro il provvedimento, per impugnare il provvedimento dell'INPS. Chiaro che non dico che perdiamo altro tempo, però dobbiamo impiegare altri 3 mesi ovviamente per una possibile risposta all'INPS e per motivare bene quello che è la nostra appunto argomentazione alla base del provvedimento. Il riesame, qui lo dico e qui lo confermo, può essere fatto sempre, chiaro. Non vuol dire che può essere fatto dopo 20 anni, cioè, e neanche dopo 10. È chiaro che occorre sempre, come dire, dare occhio alla decadenza e alle prescrizioni da codice civile, quindi non presentatevi dopo 20 anni, questo è ovvio, però se già, per dire, non avete passato i 3 anni e il provvedimento vi è arrivato 2-3 anni fa massimo, se rientrate nei 3 anni il riesame può essere assolutamente effettuato. Quindi, e anche lì però fatelo fare da un avvocato esperto. Cioè, lo dirò fino alla noia a costo di essere ripetitiva, Massimo. È giusto. Però alla fine Giusto. è così. No, ecco, invece mi interessava sapere, a proposito invece delle novità che poi sono state introdotte. Volevo un attimo dirti una cosa, Esther, perché ho letto di una sentenza che è molto interessante, vorrei condividerla, che riguarda anche te, perché sei una proprietaria di un cane. Dimmi. Pensate che, vi ricorderete quella vicenda che c'è stata, molto triste e anche un po' macabra per certi aspetti. Praticamente questo Rottweiler, dei 2 Rottweiler, che durante una giornata furono lasciati liberi e sbranarono questo ragazzo che stava correndo vicino a Civitavecchia. Ecco, vicino a Roma, bravissima. Quindi è stata una sentenza che mi lascia perplesso, perché hanno dato 1 anno con rito abbreviato ai proprietari. Cioè, voglio dire, adesso io qui c'è una responsabilità non ho letto le motivazioni, però io dico, sbranarono e uccisero, cioè di una gravità estrema. Adesso io, se non ricordo male, erano proprio usciti dal recinto. Assolutamente, la procura aveva chiesto rinvio a giudizio per la coppia proprietaria degli animali, perché per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, che è chiara questa. Però mi sento di dire che la condanna è molto poco, ecco, questo è, però è chiaro che è un discorso a latere, perché non ho letto niente, però la notizia, mi ricordo quel fatto e l'avevo veramente letto. Allora, diciamo che anche per quanto riguarda il tema cani, assolutamente interessantissimo, certo, io sono anche appunto, poi potrei essere anche coinvolta. Certo, sì, te l'ho detto così perché sei... Allora, intanto io consiglio sempre di fare l'assicurazione. Giusto. Perché comunque questo per quanto riguarda, diciamo, gli intestatari di cani, anche se è un cane piccolo, un cane mite, però esiste l'assicurazione e voi con 100-200 euro ve la cavate e potete appunto, per eventuali danni che il vostro cane, perché poi sai, non esistono solo, come dire, i fatti più gravi, ci sono anche danni magari meno gravi di una morte, di un morto. Certo, anche magari nei confronti di un altro cane, magari. Esatto, oppure non so, il vostro cane che rovina in un negozio, è successo, ecco. Diciamo che quindi l'assicurazione è sempre consigliata per chi è proprietario. Dopodiché c'è una responsabilità proprio in ambito civile, come tu ben sai, una responsabilità un po' come i genitori coi figli e un po' da custodia. La custodia, bravissima. Che ovviamente è proprio regolata dal codice civile, quindi chi, diciamo, prende i cani, chi adotta o comunque insomma ha un cane, deve sicuramente stare attento, specialmente poi se è un cane cresciuto in cattività, in una particolare razza, e quindi deve adottare tutti quegli accorgimenti, come dire, anche in casa o in giardino, che poi possono essere la museruola, cioè ci sono tantissimi strumenti. Però ecco, diciamo, quello che si vede è vera questa cosa, c'è molta superficialità a volte, no? A volte uno che ha il cane, poi la classica frase che a me infastidisce, e voglio dire subito, chi vi parla è amante degli animali, ho 2 gatti, ho avuto cani, quindi censuro qualsiasi tipo di frase, dirlo, è la classica frase che dice, ma dai, ma tanto il mio è bravo, no? Questa cosa qua mi manda in bestia, perché è la tipica diciamo frase che molti sono imprevedibili, che dicono, anche magari si spaventano, è la classica frase che dice un padrone
padrone, mio modo di dire, è stupido, perché come fai a dire il mio cane è bravo, non succede? Ma scusami, ma come fai a capire tu, a sapere tu? È un animale, ragazzi, ricordiamoci che il cane è un animale, quindi Poi ci possono essere tante situazioni imprevedibili, Brava! per esempio botti di Capodanno, Bravissima, spari, bravissima. insomma situazioni dove il cane, come dici tu, non essendo un essere umano, e magari si fa prendere dall'impeto e reagisce dalla in modo paura, bravissima. o un bambino che magari li può, come dire, spaventarlo, tirargli i bassi, quindi ecco, diciamo che o la coda, così. Quindi sicuramente è un tema molto delicato, non sottovalutatelo, ripeto, assicurazione, e se volete poi approfondire esistono vari tipi di assicurazione, e soprattutto io starei attenta a proprietari di cani in cattività, tipo pitbull, eccetera, perché lì ci vuole un'accortezza in più, essendoci una responsabilità comunque. Posso anche aggiungere un'altra cosa, Celeste, cioè nel senso che probabilmente va anche usata un po' di esperienza, cioè nel senso che se magari uno non ha mai avuto un cane e si prende un pitbull o un Rottweiler, probabilmente è da rivedere un attimo, perché come tutte le cose, se uno ha mai guidato e prende una moto 500, capite che probabilmente si diciamo che come prima esperienza ecco. consiglio di prendere quei cani, brava, tendenzialmente. Brava. Poi sai, lì c'è una diatriba, c'è chi dice in realtà non è la razza, ma è come li cresci, se li cresci in gabbia, li cresci in cattività. Chiaramente non essendo noi esperti, voglio dire, cinofili, possiamo dire che andate da uno specialista. No, esatto, giusto. Però l'importante è che una persona, che chi prende o compra o adotta, io sono più per l'adozione, il cane deve rendersi conto che c'ha una responsabilità, appunto, e a mio avviso sì, rimango male anch'io di fronte a sentenze del genere, perché effettivamente un anno mi sembra, come dire, un tempo troppo limitato, ecco, per un signore che magari non ha usato tutte le accortezze dovute con 2 cani del genere, perché se non ricordo male erano 2 pitbull, comunque 2 cani molto, diciamo, tendenzialmente feroci. Quindi sì, chi prende il cane, come del resto anche tutti gli animali, deve stare attento. Deve stare attento, ci sono responsabilità, ma come del resto il nostro codice civile, tu lo sai bene, come dire, prevede una serie di responsabilità che sono proprio contrattuali. Certo. Oltre che altre extra contrattuali, ma proprio contrattuali, anche dove poi può cadere in una colpa invigilando, per esempio, ecco, che non ha vigilato bene in questo caso sentenza, Celeste, della Cassazione ultima del 2025, 22 aprile, la Suprema Corte ha affermato che il mero detentore assume una posizione, quello che hai detto correttamente tu, una posizione di garanzia e risponde esatto. di omicidio colposo se non adotta ogni cautela idonea a evitare aggressioni. Quindi questo è, quindi c'è l'omicidio colposo per mancanza di tutele idonee, essendo il proprietario e dovendo usare quelle norme di garanzia che sono obbligatorie ex legge attuare, insomma. Certo, assolutamente bisogna, vedi che anche la giurisprudenza appunto l'ha ribadito, bisogna assolutamente quindi tenere conto delle conseguenze, ecco, poi potete anche appunto prendere, anzi io incentivo sempre l'adozione di cani, gatti, però ecco, comportano chiaramente delle responsabilità. No, tornando al nostro, io ti volevo fare una domanda perché prima sentivo che prima della pubblicità stavi giustamente ricordando alle nostri ascoltatori della possibilità, grazie all'ultima legge di bilancio, di ancora rientrare, diciamo, nella rottamazione. E quindi volevo sapere, cioè, allora, se un soggetto ha appunto di svariate cartelle e ha l'acqua alla gola, come fa a sapere se può rientrare o meno nella rottamazione? Infatti, prima volevo... tutte le cartelle No, allora c'è un lasso temporale innanzitutto ben cristallizzato, no? Ma quello che è importante da dire, e torno al discorso di prima, è che vi voglio spiegare, se volete, ma dico di sì che ve lo spiego, anche Celeste lo puoi sentire anche tu perché è utile, che c'è un modo autonomo in questo caso, anche se noi consigliamo sempre di farsi assistere, ma potete fare così, potete in maniera autonoma, senza magari fare la domanda, accedere già al vostro cassetto previdenziale fiscale, quindi lo faccio in diretta, Agenzia della Riscossione, dovete mettere su Google. A quel punto, quando si apre Agenzia della Riscossione,
ci sono due icone, c'è Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione. Cliccate su Agenzia della Riscossione e dovete entrare nella vostra area privata. Come fare? Innanzitutto schiacciare cittadini, se siete cittadini, oppure imprese se è un'impresa, perché magari qualcuno che ci ascolta è titolare di partita IVA, è un SRL. Una volta entrati, c'è la classica metodologia di entrata nei siti istituzionali che ormai è cristallizzata, tramite SPID, tramite carta elettronica digitalizzata o tramite smart card. Ok, con queste 3 metodologie potete entrare nella vostra casella fiscale, quindi cassetto fiscale, scusate. A quel punto nella banda sinistra c'è una sorta di menu a quadro e già lì potete avere già la flag con scritto definizione agevolata. Cliccate e c'è rottamazione quinques. Se schiacciate ancora, lì vedrete già le cartelle che voi potete rottamare. Quindi, sono già proprio predisposte. Quindi l'agenzia, ovviamente vanno ricontrollate, perché c'è sempre l'errore, può esserci, però diciamo che fa un passaggio in più, come dico sempre io, che l'Agenzia delle Entrate è meglio. Scusami Massimo, bravo, stavo per dirti, cioè in questo caso mi sembra che l'agenzia sia proprio più organizzata. Dato che noi siamo obiettivi, sappiamo bene che siamo persone che non è che qualcuno ci dice di dire o di fare quello che abbiamo sempre detto e sempre lo diremo. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia della Riscossione hanno una strumentazione tecnologica che non ha nulla a che vedere con l'INPS, è nettamente migliore. E questo sicuramente, più che altro mi sembra anche proprio un'organizzazione informatica migliore, bravissimo, che questo può aiutare non solo ovviamente il contribuente, ma anche che magari può anche cavarsela da solo, ma anche, parliamoci chiaro, anche noi a volte ci troviamo in difficoltà perché ovviamente conoscendo la legge ci sono provvedimenti, magari poi spesso, come è capitato anche da ultimo stamattina, arrivano, e la cosa è folle a mio avviso, arrivano provvedimenti a distanza di un mese dove il mese prima l'INPS ritiene che abbia un debito, il mese successivo invece ritiene che abbia un credito, quindi poi non sappiamo se quella somma può andare in compensazione. Cioè questo signore, pensate bene, ha ricevuto una cosa come 4-5 indebiti nel giro di neanche 5 anni, tutti che non si sa se siano compensati o meno, perché poi ne ha ricevuto uno di recente nuovo, che sarà quello che impugneremo, perché appunto è l'ultimo, ma ovviamente anche i calcoli possono essere sbagliati. Io dico sempre, al di là della motivazione del provvedimento, voi andate da un professionista anche per farvi fare dei calcoli, perché spesso sono anche proprio sbagliati i calcoli, quindi stiamo parlando proprio anche di errori grossolani, materiali, che però appunto possono comportare l'illegittimità del provvedimento e quindi e poi scusa Celeste, di annullarlo. Qua volevo dire, qua entra in gioco lo Stato, cioè noi paghiamo le tasse, no? Volevo dirti questo esempio dell'Agenzia di Riscossione, noi paghiamo le tasse, ma in questo caso lo Stato ti dà qualcosa, perché ti dà già l'identificazione delle cartelle che tu puoi agevolare. Cioè fa un servizio per noi. Una migliore organizzazione. Non è come l'INPS che ti devi ingegnare per fare tutto, che non si capisce cosa devi fare, come lo devi fare, come devi pagare, non puoi parlare con nessuno. Cioè qui c'è una sensazione di qualcosa di presente, cioè di maggior servizio. Qualsiasi cittadino può entrare, anche qualcuno che ci sta ascoltando, nel dubbio fatelo, perché magari voi pensate che siate a posto, magari c'è una cartella che avete dimenticato. Magari anche perché, parliamoci chiaro, possono avere ad oggetto svariati, dai contributi alle multe, cioè ci sono veramente tantissimi oggetti, no? Quindi con questo modo voi entrate e vedete cosa avete. Poi se c'è qualcosa di particolare potete a quel punto chiamare un professionista e vi fate assistere. Però già questo vi lascia autonomamente un controllo molto importante che potete verificare da soli, quindi speriamo di essere stati utili. Do ancora il telefono, cioè magari gli ultimi 10 minuti se qualcuno do ancora il numero di telefono se qualcuno volesse chiamare, speriamo 0292947222, chiamateci, una telefonata agli ultimi 10 minuti la vogliamo per chiudere in bellezza la giornata. Come sempre, come diciamo sempre, sono molto utili a noi, anche perché noi possiamo raccontarvi dei nostri, come dire, casi che capitano quotidianamente. Ovvio che i vostri racconti in diretta sono sicuramente utili, ecco, a noi, ma anche a tutti coloro che ci ascoltano. Ma certo. Tra l'altro per la prossima settimana avremo poi anche una sorpresa, Massimo, non dirlo. No, aspetta, però possiamo spoilerarlo. Allora, vi racconto, oggi anche l'avvocato Colovati è un avvocato che a me piace tanto perché si ingegna, cioè a me piacciono le persone che si ingegnano, cioè
che pensano sempre a qualcosa di siamo nuovo. uguali, anche tu. Sì, va bene, infatti andiamo d'accordo su questo punto di vista, nel senso che a me non piacciono quelli che dormono, tra virgolette. Sì, fermi immobili. Cioè a me viene sempre in mente di provare, ma perché non facciamo questo, perché non facciamo quell'altro? E oggi durante la nostra call, finito un appuntamento e l'altro, ho detto all'avvocato Colvati, mi piacerebbe tanto fare ancora, invitare un grande personaggio per la riforma della giustizia. Mi è venuto in mente questa cosa, gli ho scritto su Instagram e mi ha risposto nel giro di 2 o 3 ore, quindi già questo. E magari sta anche, ascoltando, perché l'ho sentito prima, una sorpresa. Sì, l'ho sentito prima, mi ha risposto. L'abbiamo fatto anche per i nostri ascoltatori, cioè è comunque una bella sorpresa, poi ovviamente perché l'idea era quella di dedicare, diciamo, una parte della puntata al referendum che ci sarà, appunto, non in termini politici, noi ne vogliamo parlare in termini, diciamo, più che altro giuridici. Certo. Esatto, giuridici, e quello che sarà, appunto, che riguarderà la separazione delle carriere, quindi a marzo, fra un mese, saremo chiamati appunto a votare, e vogliamo, magari per chi non ha capito neanche bene i quesiti, eccetera, spiegare bene cosa comporta, diciamo, il sì e cosa potrebbe comportare il no. Ci piace però giustamente, Celeste, che venga affrontato anche non solo da noi, magari, ecco, chiamando una persona esterna, comunque un professionista, ecco, ha un'altra valenza, chiaro, no? Perché abbiamo un'altra voce che ce lo può dire, giusto? Sì, anche perché possiamo dirvi che è una persona che comunque fa parte dell'ambito penale, sì. in modo tale che in questo modo, chiaro, perlomeno io, ma anche l'avvocato, siamo dei penalisti puri, quindi ovviamente abbiamo avuto l'idea di, appunto, dar voce a un penalista in modo tale che potesse essere più tecnico sulla parte PM, giudice, inquirente, giudicante, esatto, l'organo requirente, quindi capire quella differenza tra i 2 ruoli, perché è giusto che siano separati o perché no, eccetera. Però ecco, diciamo che la cosa che ti risponda una persona, un professionista comunque così, fa sempre piacere, no? Perché comunque a volte tanti altri che abbiamo contattato non ci hanno neanche degnato di risposta, possiamo dirlo, senza fare nomi, però possiamo dire che fa parte della vita, diciamo, certo. C'è chi magari è più propenso a questo tipo di, assolutamente, di interventi ed è per la collaborazione, per queste attività, perché parliamoci chiaro, il nostro è un'attività che noi facciamo grazie alla radio in maniera assolutamente comunicativa, utile, sociale, mettetela come volete, per noi è una cosa latere, no, dal nostro lavoro, eppure facendo parte sempre del nostro lavoro, diciamo, dare consigli, però esatto, è proprio una cosa, vogliamo sempre far passare questo concetto, che è per voi, quest'ora che noi dedichiamo, e cerchiamo di essere anche il più semplici possibili alle volte, anche forse il più monotoni alle volte, perché, come dico sempre, magari facciamo anche gli stessi argomenti, ma noi ci basiamo molto anche sulle lamentele e su quelle che sono i problemi quotidiani, dato che ci sono proprio tantissimi problemi, purtroppo, appunto, previdenziali o di malpractice, cioè queste sono poi le cose che vi proponiamo, basate sulla realtà. Ahimè è così, purtroppo. Assolutamente. Quindi assolutamente, dato che ci sarà appunto questo referendum, secondo noi importante, che potrebbe cambiare molte cose, vi diremo anche cosa noi pensiamo, ecco, dopo questo intervento. Quindi assolutamente mettersi in collegamento giovedì prossimo. No, per quanto riguarda Max, scusami, lasciami dare la mail, visto che non la diamo mai. Io, per chi volesse magari è un po' timido e non vuole chiamare, diciamo, in diretta, perché sai, capisco anche che ci sono persone che magari non vogliono farsi riconoscere dalla voce, eccetera. Possiamo comunque lasciare la nostra mail, noi siamo assolutamente un po', come dire, disponibili in tutto il territorio italiano e anche oltre, perché per esempio domani abbiamo appuntamento assolutamente con una persona che non è italiana, che parla inglese, e noi abbiamo possibilità di parlare spagnolo, inglese. Abbiamo il traduttore online, quindi scherzo. Sì, con Google Traduttore. No, però appunto, certo, ovviamente assistiamo, ma con... certo, ci mancherebbe altro. Esatto, e quindi, insomma, rinnovo a tutti l'invito, se volete, di iscriverci, Studio Legale, @ quindi tutto attaccato, dirittissimo, come il diritto superlativo.com. Io consiglio di iscriverci, ecco, se non volete parlare. Comunque,
Massimo, grazie. No, grazie a te, come so sempre, se grazie all'intervento. Oggi eravamo insieme in un appuntamento, poi giustamente ognuno ha i suoi impegni, ecco, non è che, però siamo in qualche maniera sempre presenti, questo ci piace tanto. Ma infatti esserci. sentivo che Dimitri ci ringraziava. Sì, diciamo, ha detto per... complimenti molto belli, ha detto vi seguo Io sempre. ringrazio voi e ripeto, voi stessi ci date l'opportunità di appunto poter certo. come dire, sviluppare anche tanti casi che magari possono essere utili, che magari ancora non sono accaduti o che magari sono il nostro pane quotidiano. È per questo che invito anche nelle prossime puntate a chiamarci, perché appunto fate voi la puntata in un certo senso, ecco. Quindi niente, Massimo, io ti saluto. Ti saluto anche i saluti finali. Grazie, e ci sentiamo poi nei prossimi giorni per i nostri appuntamenti professionali. Io chiudo tra poco e poi saluto tutti anch'io. Buona serata ciao a tutti, Celeste, ciao, grazie alla telefonata. Ciao. Allora, abbiamo ancora un minuto, quindi semplicemente un piccolo riepilogo brevissimo di quello che abbiamo parlato. Abbiamo parlato di parte fiscale, contributi, parte amministrativa, inadempienze della pubblica amministrazione, abbiamo commentato una sentenza molto importante, abbiamo spoilerato quello che ci potrà essere la prossima settimana, dove faremo una finestra ancora sulla riforma della giustizia con un grandissimo ospite e un grandissimo professionista che stimo tanto, che siamo riusciti a invitare, e probabilmente non ho ancora confermato al 100%, ma dovrebbe dire sì, e quindi poi vi terremo aggiornati. Seguiteci sulle nostre pagine social e vi terremo informati su tutti. Grazie per avermi seguito, saluto Natalia alla regia e a tutti i radioascoltatori, grazie di avermi seguito, ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata e buon weekend, ancora presto, ma buon weekend. Ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.